Rivoluzione in vista per il PD veneziano che a febbraio andrà a congresso per eleggere i nuovi vertici del partito. Sta finendo la parte di iscrizioni, poi si aprirà un congresso che abbiamo definito costituente, a fronte anche della sconfitta elettorale. Siamo convinti che bisogna aprire una stagione politica nuova, una pagina nuova in cui ci confrontiamo con le associazioni di categoria, di volontariato, dello sport. La risposta che stanno avendo in questo momento è molto positiva, nel senso che molti sono nuovi gli iscritti e hanno voglia di essere protagonisti, anche perché è giusto dare un cambiamento a questa amministrazione con un segnale di forte e decisa attenzione ai più deboli. Tra i possibili candidati a segretario provinciale si fanno i nomi di Andrea Ferrazzi, capogruppo in Consiglio Comunale, Alessandro Maggioni, ex assessore ai lavori pubblici della Giunta Orsoni, e Nicola Pellicani, che si è iscritto al partito pochi giorni prima della scadenza di fine anno e in Consiglio Comunale è passato dal gruppo di Felice Casson a quello dei Democratici. L'importante non sono i nomi, sostiene il segretario comunale dimissionario Emanuele Rosteghin, ma un'idea nuova di partito che possa tornare a governare la città dopo gli errori del passato. Secondo me il senso principale che deve cambiare in questo PD è quello di essere più comunità, meno attenzione al destino personale di ciascuno di noi e più attenzione allo stare insieme, alla comunità, al bene comune. Penso che ci siano tutti gli ingredienti perché il PD possa ritornare a essere forza di governo in questa amministrazione.